Di nuovo con F Motori, gli sport motoristici del Friuli Venezia Giulia. Siamo collegati con Tony Mori, il promoter dell'Axiver del campionato italiano assoluti di enduro. Ben ritrovato. Buongiorno a voi e a tutti i vostri telespettatori. Allora Tony, esagero se dico che la grande novità è proprio quella di Lignano a livello proprio di calendari nazionali del fuoristrada di FMI. Direi proprio di no, nel senso che è una novità sotto tutti i punti di vista. Prima di tutto il ritorno a Lignano, ma soprattutto questa nuova formula che sarà una formula assolutamente innovativa, senza percorso, quindi tutte prove speciali che vedranno veramente i piloti tirati al massimo, perché sarà molto impegnativo e soprattutto sarà un grande spettacolo. Ecco, ci saranno però 2 gare, anche quella del pomeriggio e la domenica, ma gli assoluti d'Italia, ricordiamo i migliori piloti italiani, ma ci sono anche dei campioni del mondo, come il francese Aubert, Johnny Aubert, 2 volte campione del mondo, vincitore anche della 6 giorni, chiaramente il nostro Salvini, abbiamo 2 corregionali, Alex Batti e anche Micheluz, perciò c'è tanto enduro che conta. Ma assolutamente sì, anche perché comunque stiamo parlando degli assoluti d'Italia e io oso sempre dire che gli assoluti d'Italia, o meglio il mondiale, che cos'è? È un assoluto d'Italia aperto agli stranieri, ecco, giusto per dire quanto importante è il nostro campionato. È un campionato che oltre che vedere questi campioni qui, vede anche tantissimi stranieri che proprio scelgono l'Italia per preparare il loro mondiale, ma soprattutto saranno lì insieme con noi alla prima e seconda prova degli assoluti d'Italia. Ecco, direi che le componenti ci sono tutte. Matteo Filis dovrebbe, speriamo, almeno ritornare di nuovo con il campionato italiano assoluti, perciò rivedremo anche lui, l'australiano campione del mondo, perciò ce n'è parecchi. Sì, ce ne saranno parecchi, adesso non so se ci sarà anche l'australiano, perché in questo momento qui ovviamente gli accordi non sono ancora stati chiusi. Di sicuro possiamo garantire che quello che è dell'enduro mondiale a Lignano non gli mancherà nulla. Ecco Tony, sabato sera ci sarà poi una prova estrema spettacolo sotto i riflettori della Terrazzamare, una bella novità anche questa. Sì, è una prova estrema che farà spettacolo, ma che non è solo spettacolo, è anche campionato italiano, fa parte proprio degli assoluti d'Italia, per cui il calendario, il programma è assolutamente importante, nel senso che si inizierà venerdì sera con le iscrizioni, per cui il coinvolgimento del pubblico anche serale, contatto con i piloti. Sabato mattina si parte per la prima prova degli assoluti d'Italia, che termineranno più o meno verso le 4-5 del pomeriggio. Alla sera, novità, questa estrema, lato sinistro di Terrazzamare per capirci, con una prova di cross, batterie da 12-15 piloti. Si finirà il sabato sera con questa grande manche di cross, tra virgolette manche perché comunque è prova di enduro, per ripartire domenica mattina ancora con l'enduro, 2 prove speciali, una in linea sulla sabbia, insomma, di Lignano, e l'altra invece in terra battuta, zona Luna Park. Tutto finirà più o meno a mezzogiorno e mezzo di domenica, per poi partire alle 2 con quello che sarà l'enduro Lignano, che è una gara che è a parte agli assoluti, ma che sarà di grande spettacolo anche quella. Tony, noi ti ringraziamo, immagino ti avremo, almeno speriamo di averti qua in studio per raccontarci dal vivo tutti i preparativi di questo grande appuntamento di Lignano. Grazie della tua disponibilità. Ben volentieri, grazie a voi.